Mercoledì 4 giugno. Buonasera e ben ritrovati al notiziario di Prealpina. In apertura la cronaca. Una ragazzina di 14 anni è stata aggredita in pieno giorno a Varese. Il provvidenziale intervento di una donna ha evitato il peggio, facendo desistere l'uomo che, dopo aver afferrato la minorenne, la stava trascinando dentro un atrio. L'episodio ha riacceso i riflettori sul problema sicurezza in città. I particolari nel servizio di Luca Spriano con immagini di Angelo Puricelli dell'agenzia Blitz. Una ragazzina di 14 anni aggredita in pieno giorno, un uomo che tenta di trascinarla dentro un atrio, il panico, la paura, poi l'intervento provvidenziale di una donna che si accorge di quanto sta accadendo, si mette a urlare, minaccia di chiamare la polizia e l'aggressore che fugge. È accaduto nei giorni scorsi a Varese accanto allo studentato universitario. La giovanissima è stata afferrata e strattonata dallo sconosciuto mentre camminava in via Medaglie d'Oro. Dopo lo shock la denuncia in questura. Mi ha preso all'improvviso, non ha detto nulla, mi ha solo trascinata dentro, ha raccontato. L'episodio ha riportato alla ribalta il tema della sicurezza a Varese. Duro l'intervento della Lega che attraverso il segretario cittadino Marco Bordonaro parla di segnali preoccupanti e degrado crescente, accusa il comune di immobilismo e propone l'installazione di garitte e presidi fissi nei punti più critici della città. Spostiamoci ora a Legnano perché emergono nuovi dettagli sull'omicidio di Vasilika Potinku, la 35enne trovata morta domenica 25 maggio nel suo appartamento. Secondo gli inquirenti, Andrea Mostoni avrebbe premeditato il delitto. Il servizio. Proseguono le indagini sull'omicidio di Vasilika Potinku. La procura di Busto Arsizio e i carabinieri sono pronti a contestare la premeditazione ad Andrea Mostoni, il 29enne fermato. Lui si dichiara innocente, ma gli investigatori hanno raccolto elementi che parlano di un agguato studiato da tempo. Quella sera del 24 maggio Mostoni scriveva agli amici: «Stasera arrivo più tardi». Ma la sua destinazione era l'appartamento di Vasilika a Legnano. Una felpa a righe forse macchiata di sangue portata in lavanderia, un coltello mancante dal ceppo di casa sua e un posto vuoto in quello di Vasilika. Indizi che puntano tutti nella stessa direzione. Le telecamere lo hanno ripreso per oltre un'ora sotto la finestra della donna mentre cerca di sbirciare all'interno. Le ricerche sul suo cellulare per i siti di incontri della vittima sono continue. E poi 9 minuti di sosta a Legnano registrati dal suo telefono. Forse il momento in cui si è liberato del cellulare della vittima, mai ritrovato, o di guanti e asciugamani macchiati di sangue. Le ultime ore di Vasilika rivelano un incubo. Mostoni era il suo problema, un cliente ossessivo. Minacce costanti da quando lei aveva deciso di allontanarlo. Una storia di tormento che si è conclusa in tragedia. Un pronto soccorso snello con tempi d'attesa ridottissimi. È quello di Oculistica a Varese. A spiegare l'organizzazione della struttura è il direttore Paolo Radice. Lo ha intervistato per noi Barbara Zanetti. Abbiamo istituito da qualche anno un sistema di fast track per cui il paziente si deve solo registrare al pronto soccorso generale, ma poi viene inviato direttamente nel reparto di oculistica, dove in tempi molto rapidi e in maniera efficiente e efficace viene visitato e viene poi indirizzato per le cure del caso. Diciamo che si svolgono più o meno 30-40 prestazioni oculistiche al giorno tra le 8 del mattino e le 8 di sera e devo dire che i cittadini sono molto sensibili a questo pronto soccorso perché ne fanno il giusto utilizzo, lo utilizzano solo effettivamente, quasi solo effettivamente quando hanno una necessità urgente. Busto Arsizio in festa per la pizza. Dall'8 al 15 giugno torna in città la manifestazione che vuole far riscoprire la creatività dei pizzaioli e dei pasticceri Bustocchi. Enrico Forte ne ha parlato con l'assessore allo sviluppo economico Matteo Sabba. La pizza rimane la solita che abbiamo già conosciuto negli anni scorsi, quindi la pizza a forma di B. Le adesioni sono diventate 16, quindi ci sarà una pizzeria in più e le novità sono che nel pizzaporto per vincere il premio dovremmo accoppiare almeno per un timbro la pizza con un dolce BB. Infatti è confermata anche l'adesione del progetto BB e delle pasticcerie, quindi per vincere il premio offerto da Confcommercio ci vorrà questa piccola cosa in più. Questo serve anche per coinvolgere in maniera più concreta le altre attività del territorio che sono le pasticcerie. Le adesioni delle pizzerie è sempre in crescendo, anche quest'anno abbiamo aumentato,
Invece la risposta della gente è molto positiva, è piaciuta molto, molte pizzerie ci hanno detto che hanno lavorato tantissimo, hanno fatto tantissime pizze a forma di B, mi hanno parlato di 874 pizze l'anno scorso, quest'anno cerchiamo di arrivare almeno a 1000. Presentata questa mattina nel capoluogo la 34esima edizione della Varese Campo dei Fiori, l'evento motoristico che vede protagoniste le auto storiche. Sono previste 100 prove cronometriche in 3 giorni sul territorio provinciale. Appuntamento dal 13 al 15 giugno. Sentiamo le parole del presidente del VAMS, Angelo De Giorgi, al microfono di Stefano Benvenu dell'agenzia Blitz. 34esima edizione, incredibile, pensate che abbiamo quasi triplicato il numero delle edizioni originali, che erano circa 11, per cui Varese Campo dei Fiori costantemente presente sul territorio varesino, abbiamo 100 prove cronometrate in 3 giorni, con un sacco di novità, un sacco di comuni che ci hanno chiesto di partecipare. Bodio Lomnago che ci chiude il centro storico, quindi prove all'interno del comune, quasi davanti al comune, Gazzada, Schianno, Lozza, quindi circuiti cittadini, Varese ovviamente, confermato il match race in pieno centro, e il circuito cittadino di Luino, quindi veramente un coinvolgimento veramente importante di queste comunità del Varesotto, dei sindaci che sentono sempre di più questo evento. Azzate, chiusura al Belvedere con un concorso di eleganza. Tanti temi che troverete sulla prealpina di domani, disponibile in edicola e sui supporti digitali. Sentiamo qualche anticipazione da Giulia Milani. Grazie Angelo. Sulla prealpina di domani, ampio approfondimento sui referendum. 2 pagine raccoglieranno tutto quello che c'è da sapere sui 5 quesiti che richiameranno al voto domenica 8 e lunedì 9 giugno. Intervistato anche Riccardo Magi, segretario di Più Europa, partito promotore del 5° quesito sulla cittadinanza. Poi ci sarà la presentazione del workshop Lavorare in Salute, un'alleanza strategica, l'evento che si terrà venerdì allo spazio prealpina Busto Arsizio e tratterà il tema della salute nel mondo del lavoro. Poi un curioso episodio di cronaca, raccontato da Barbara Zanetti. I ragazzi che stavano partecipando a una convivenza di 3 giorni all'oratorio di Morazzone hanno messo in fuga i ladri entrati nella notte. Paolo Grosso invece porta tutti gli aggiornamenti del processo per la truffa delle slot. SNAI e Lottomatica hanno deciso di costituirsi parte civile contro 3 dei 7 imputati. A Saronno conto alla rovescia per il ballottaggio delle elezioni comunali. I 2 candidati Rienzo Azzi e Ilaria Pagani lanciano l'ultimo appello. E infine, come ogni giovedì, con la prealpina sarà in edicola Oltre, il nostro settimanale di cultura e spettacolo. Domani un'apertura su Stephen King, lo scrittore re dell'horror. Per il momento è tutto, un augurio di serena serata e arrivederci alle 19 di domani per una nuova edizione del notiziario di Prealpina.